abbiamo qui con noi Santo Palma. Ciao Santo, ben trovato. Allora Santo, come tu ben sai, questa è una trasmissione dove si parla di calcio in maniera molto marginale, mentre invece cerchiamo di scoprire la figura dei nostri ospiti attraverso altre sfaccettature, quindi cercheremo di capire anche un po' quelli che sono i tuoi sogni, le tue speranze, le tue attitudini e perché no anche le tue preferenze in tanti campi. Tra l'altro voglio sottolineare che all'interno della nostra scenografia abbiamo volutamente inserito due oggetti che all'apparenza potrebbero sembrare abbastanza comuni, però rappresenteranno per te delle domande importanti. Le domande te le faccio dopo, gli oggetti sono ben chiari, abbiamo un mappamondo e anche un telefono stile anni 50, non come quello moderno, che come tu ben sai ha un po' cambiato un po' tutta la nostra vita. Santo, che valore dai all'amicizia? Beh, l'amicizia è una cosa importante, anche se nell'arco della tua vita comunque hai un modo diverso di vederla nell'arco di decenni, da decennio a decennio. Certo. L'amicizia di un ventenne non sarà mai quella di un quarantenne o giù di lì. Cambia la percezione dell'amicizia, devo dire la verità, oggi avere amici non è semplicissimo. A maggior ragione quando per un motivo o per un altro puoi dare nella tua vita, allora devi stare molto attento alle persone che ti circondano. Anche perché l'amicizia è dare e avere. No, devo dire la verità, secondo me l'amicizia più che altro è dare. Sì, vabbè, è anche vero che se è un vero amico dall'altra parte, credo che ci sia la disponibilità anche da parte sua a dare. E quindi avrai in automatico. Certo, ma questo è vero, se è un rapporto è di amicizia fra delle persone, la prima base è quello di dare al tuo amico, evidentemente avrai anche. E dico la verità, non ho moltissimi amici, nel senso vero e pieno di questa parola, però quelli che ho accanto... Perché frequenti forse troppo il mondo del calcio? Beh, diciamo che lo frequento da quando avevo 6 anni, quindi Bravo. sono 40 anni, 41 anni che sono dentro, quindi no, ma non è questo. il mondo del calcio è solo forse la massima espressione della pochezza che oggi viviamo sotto certi aspetti per quel che riguarda valori e rapporti umani, ma non è che fuori del mondo del calcio nella vita reale si vada tanto meglio. Oggi il valore dell'amicizia si è perso, oggi l'amicizia è più che altro interessi, fatta eccezione per quei pochi amici veri che una persona può avere. In poche parole, quando si ha un amico bisogna veramente tenerselo stretto, perché appunto è difficile poter incontrare una persona che sia sempre, quasi sempre dalla tua parte. Quando si ha un amico l'amicizia si coltiva tutti i giorni, con le parole, con i comportamenti, perché l'amicizia non è un dono che ti viene dato e che ti rimane a vita. L'amicizia è una cosa che va coltivata tutti i giorni, con i piccoli gesti, con le piccole parole. Ed è questo anche lo stesso insegnamento che probabilmente stai dando ai tuoi figli, che da quello che ho capito sono due punti fondamentali della tua esistenza insieme a quella di tua moglie. Diciamo che il mio nucleo familiare è la mia esistenza. Nel resto della mia vita tutte cose diventano futili, dal lavoro a qualsiasi altra cosa faccio. Passa tutto in secondo piano. È tutto in secondo piano perché è tutto di passaggio. È vero. I miei figli rimarranno miei figli per tutta la vita, così come spero mia moglie rimarrà mia moglie per tutta la mia vita. Attenzione, perché adesso la prossima domanda è probabilmente anche un po' riferita anche alla tua storia. L'amore da colpo di fulmine esiste? Assolutamente sì. Ma non perché insomma hai avuto un'esperienza personale, esiste secondo te in genere? No, esiste perché l'ho vissuta in prima persona e perché comunque esiste, anche perché l'amore è il motore di noi uomini, ma anche perché l'amore è quel miscuglio di emozioni che forse solo l'amore riesce a darti. È un miscuglio di gioie e dolori che possono cambiare in una frazione di secondo. È vero. È il dolore fisico per la mancanza di una persona che non riesci neanche a spiegare con le parole. L'amore è qualcosa di molto importante. E ti dà quell'adrenalina che ti porti sempre in qualsiasi momento, anche quando non ce l'hai davanti quell'amore, o sbaglio? Assolutamente, quell'amore è quello che ti permette di superare gli ostacoli, di dare di più, di buttare il cuore oltre l'ostacolo e di dare il massimo per far sì che anche in amore tutti i giorni venga piantato quel piccolo fiore per far sì che possa crescere, perché anche l'amore non è un dono divino, è qualcosa comunque da far crescere tutti i giorni. Che poi sia l'amore per la propria donna, per i figli o per qualsiasi altra cosa, comunque è una cosa che tutti i giorni va curata. Quindi capite bene, l'amore esiste il colpo di fulmine, chi ha la fortuna di avere un colpo di fulmine probabilmente avrà un'altra qualità sulle emozioni che dovrà andare a vivere.
Beh, scoprirà un turbinio di emozioni che secondo me è Lo fanno indescrivibile. entrare dentro un frullatore Un frullatore probabilmente. incredibile. Poi adesso ti ribadisco, l'amore è bello perché ti fa vivere anche queste cose, anche quando ti fa vivere dolore. Chiaro? Perché è un dolore che lo vivi solo con l'amore, È in un vero. altro modo non lo senti quel dolore. Parliamo adesso invece di questo telefono. Un telefono è sempre importante averlo vicino o a casa oppure adesso con la modernità in un tascabile. Ma qual è la telefonata che avresti voluto ricevere che non è mai arrivata? Legata allo sport? Legate in genere anche alla tua vita, non necessariamente sportiva. Beh, facciamone due allora. Facciamone due, bene. La prima la leghiamo allo sport. Bene. Di sicuro mi sarei aspettato una telefonata dal Calcio Catania, Sì. cosa che non è mai arrivata. Perché credo di aver fatto un ottimo percorso, perché credo che dopo 22 anni che spesi all'interno di questo sport, forse l'avrei anche meritata. E non è mai arrivata. Però probabilmente fino ad oggi o è mancato qualcosa alla mia figura e alla mia persona a livello professionale per arrivare al Calcio Catania, o allora non so che pensare. Ma io preferisco pensare che è mancato qualcosa a me, probabilmente non la competenza, Bene, probabilmente altro. questa è quindi la telefonata che avresti voluto ricevere che non è mai arrivata. Assolutamente. E invece la telefonata che è arrivata e che ti ha dato una grandissima emozione e che ancora tuttora ricordi proprio le parole che arrivavano attraverso la cornetta? Quella che ho ricevuto 3 settimane fa. Addirittura, quindi una cosa recente allora. Assolutamente sì, me l'ha fatta il patron Bosco, Ah, che diciamo spronandomi con questo nuovo incarico, perché noi ci siamo sentiti molto, io non rilascio interviste da un anno, la mia intenzione era quella di non fare più questo calcio, cioè non voglio più far calcio, quella è la mia intenzione, perché non mi riconosco più in un mondo che non ha più alcun valore. E ho detto altri no, però quando mi ha chiamato il presidente Bosco, conoscendo l'importanza... e sei anche tornato a casa, tra l'altro. A parte sono Perché tornato al Catania, eh, anche se è il beach soccer. Sì, ma sei Comunque tornato a casa perché 7 anni prima eri già stato lì con assolutamente, grandi soddisfazioni. assolutamente sì, ecco perché è riuscita a riaccendere una passione che credevo che si stesse spegnendo totalmente. Perché ho avuto la fortuna che è una società iper professionista, Sì, una società oggi vice campione del mondo, una società che combatte a livello mondiale, europeo e italiano, una assolutamente. società top nel mondo. Quando pensa a un professionista come me, beh, ti dico che in quel momento non solo mi ha riacceso la scintilla, ma mi ha ridato quella carica che in me era completamente assopita. Io non vedo più neanche partite di calcio, io non vedo più nulla. Ho capito. Quindi credevo, dico la verità, e stavo facendo tutto per staccarmi. da Hai questo visto, mondo. quindi poi alla fine è arrivata la telefonata che ti ha dato delle belle soddisfazioni e questa è E la ti cosa dico più la verità, bella. sai, quando a maggior ragione ci ho già lavorato nel 2014, no? E io non me l'aspettavo proprio questa chiamata, no? Quando dopo 7 anni una società così importante ripensa a te, beh, forse vuol dire che allora non solo non hai fatto male nella tua vita, ma non avevi fatto male neanche in quell'esperienza lì. Chiaro. E quindi sono stato orgoglioso 2 volte di questa cosa qui. Bene. Perché poi nel beach è ancora uno sport incontaminato, mentre nel calcio ormai la meritocrazia non esiste più, tutti si comprano le cariche, tutti in tutte le È categorie. ancora vergine questo mondo del Questo beach. è un mondo dove se sei vai avanti, se hai qualcosa da dare puoi andare avanti, se non hai ti fermi immediatamente. E fai altre cose. Allora chiudiamo il nostro incontro adesso con quella che rappresenta un po' la tua sensazione più forte. Tutti abbiamo nella nostra vita avuto una canzone che ci ha accompagnato e che fa da sottofondo quasi spesso nella nostra quotidianità. Ecco, in questo caso qual è la tua canzone che ti porti sempre nel cuore? Beh, una canzone che conobbi nel lontano, credo 79, Sì. perché mio cugino la cantava spesso, ma a me mi faceva impazzire. Crescendo e capendo anche il significato della canzone, non solo l'ho fatta mia, ma ho fatto sì che fosse un po' la colonna sonora della mia vita. Qual è? Che io so pazzo Pino Daniele. di Pino Daniele. Bella. Ho avuto anche la fortuna di vedere tante volte Pino Daniele in concerto. E ogni volta che c'era quella canzone immagino Beh, la devo dire tua che quasi tutte le sue canzoni emozioni. sono straordinarie, ma quando cantava quella canzone raccontava un pezzo della mia vita, perché il bello delle canzoni è proprio questo, no?
quello che ti suscita. Certo, E certo. a me questa Che ti canzone, porti sempre, per sempre. questa canzone, malgrado l'ascolto da Tantissimi 40 anni. anni e passa, ogni volta che la sento è un'emozione pazzesca. Benissimo, allora io mi congedo da te, ti ringrazio per essere stato presente qui all'interno di Football B-Side, ti auguro tutto il bene possibile e soprattutto adesso ci guardiamo la tua bella videocanzone che si intitola semplicemente Io so pazzo di Pino Daniele. Io so pazzo, e voglio essere chi voglio uscire fuori da casa mia. Io so pazzo, oh il popolo che mi aspetta, scusate vado di fretta, non mi date sempre ragione, sì lo so che sono un errore, e la vita voglio vivere almeno un giorno da leone. E lo Stato questa volta no, non mi deve condannare perché io so pazzo. Io so pazzo e oggi voglio parlare. Sì, se non sta nervatura, metta tutto in faccio muri. Io so pazzo. E chi dice che Masaniello poi nero non sia più bello. E non sono meno male, sono pure diplomato. E non faccia nera l'ho dipinto per essere notato. Masaniello è cresciuto, Masaniello è tornato. Io so pazzo. C'è scassato cazzo. Il personaggio di questa puntata è Attilio Scuderi. Ciao Attilio, ben trovato. Buonasera, grazie dell'invito. La tua Grazie. compagna ti ha disegnato in maniera perfetta, devo dire. Ti conosce bene. Ci conosciamo da tanti anni, E diciamo quindi, così. com'è nato il vostro amore? Guarda, in maniera sorprendente, anche perché lei è molto più piccola Non te di me. l'aspettavi? No, completamente. Addirittura? Addirittura, sì. No, guarda, è stato i primi tempi che Facebook era nato. Addirittura? Io ho commentato una fotografia di un'amica comune che io non conoscevo, Cristina, e quando poi ho commentato è cominciato un'epistola. Sì? Poi dall'epistola io ho fatto un giochetto. Della serie una parola tira l'altra. Io ho fatto un giochetto da Latin Lover. Addirittura. Sono riuscito ad avere il numero di telefono. L'hai chiamata? L'ho chiamata. Hai ci siamo- fissato un appuntamento? Abbiamo fissato l'appuntamento. sono arrivato poi bello in pompa magna, SLK, scoperta, era estate. Hai fatto colpo. Sai, però non me l'aspettavo perché
per la prima volta uscivo con una donna quasi 10 anni più piccola di me. Addirittura, quindi questa cosa è stata un po'... Sì, infatti credevo che era la classica uscita, trovando forse quella più immatura, e invece poi è andata a finire che i vi suoi siete... silenzi sono stati poi quelli importanti. E poi insomma l'amore ha E trionfato a 360 E poi gradi. sì, poi ci siamo sposati, adesso facciamo 3 anni nel mese di maggio. Bene, bene. Sì. Allora, scenografia decisamente Bella. vintage, con un telefono che sicuramente avrai visto Assolutamente. quando eri sì. piccolino, Assolutamente. anche se questo è molto più anni 50 che Sì, anni io 60, ricordo 70. quelli della SIP. Bravo, grigi. ed è un telefono che sarà da spunto per una domanda che ti farò più tardi. Ok. E poi soprattutto c'è questo mappamondo che, dico sempre, ispira molta fantasia, no? È vero. Con qualche location che poi magari tu ci vorrai dire in modo particolare che ti piacerebbe visitare, ma di questo poi ne parleremo successivamente, perché adesso ho un paio di domande, perché vogliamo conoscere l'altro lato del personaggio che è ospite oggi qui all'interno di Football B-Side. Prima domanda: Vai. hai un album di fotografie della tua famiglia che conservi gelosamente? No. Hai... Sai perché? Eppure non me l'aspettavo da te, No, sai? sai perché? Perché mia mamma non ama le foto, Sì? mio padre non amava le foto, quindi io e mia sorella siamo veramente scevri di foto. Non è possibile. Assolutamente sì. Beh, questa cosa ti manca? Assolutamente sì. Io non amo essere fotografato. Addirittura? Sì. Ah. A me non piace essere fotografato. Infatti le lotte con mia moglie sono queste. Io credo che debbono per forza far parte di ogni persona. Lo so, Ettore, ma infatti manca questa cosa. Ai, ai, Infatti ai. quelle piccole foto che ho Le di tieni quando ero gelosamente piccolo, conservate? Le tengo in un album gelosamente. Ho capito. Ma sono quelle, eh? Ho capito. Oggi tengo molto nel mio studio Sì? fotografie di mio nonno, Sì? di mio padre, che purtroppo non c'è più, Sì? e di mia nonna, che è stata la persona più importante della mia vita. Però non hai l'album. Però non ho l'album. I vinili rappresentano per molti giovani di oggi un passato e nulla più. Tu possiedi qualche disco? No. No, non Ma ero perché non fa parte della tua Allora, generazione? non fa parte tanto della mia generazione, anche se io sono un 78, quindi anni 80 c'erano. C'erano vinili, ancora i c'erano. 45, gli Però album. cominciavano soprattutto la music cassetta, Sì, la cassetta sì, era sì. quella che andava molto. E si incominciavano a vedere i primi CD. Bravissimo, i principi. Ma io non sono un grande amante della musica dal punto di vista della collezione o Ah. dell'ascolto. Io amo inserire la musica in ciò che faccio, perché secondo me la musica è fondamentale. Ma devi avere orecchio però per questa cosa. Sì, questo sì, però è fondamentale. Io per esempio adoro nel nostro lavoro giornalistico proprio mettere la musica giusta sul servizio Condivido, creato. condivido. Perché anche il contenuto del servizio ha bisogno, Aiuta. assolutamente aiuta a completare quello che c'è dentro di te. Ma io credo che però a casa tua sicuramente ci sarà stato qualche 45 giri, qualche album che avranno comprato i tuoi genitori e che magari sono rimasti nello scantinato. Non se ne ha- erano amanti neanche loro. Insomma, ho beccato la persona più sbagliata Tacche. sui ricordi. Però dei vedi, vinili. ho incrociato mia moglie, che è una specie di sarabanda. Addirittura. Mia moglie è una sarabanda, il padre di mia moglie, mio suocero, è un grandissimo cultore di musica classica. E tu non hai neanche E un 45 giri io a non casa? ho neanche pazienza, perché certe volte gli dico a mio suocero: ascolta, lo so, tu sei un gran cultore, io non ne capisco una mazza, non sono l'uditore migliore. Però attenzione, perché tu ti vai a cercare però, come detto poc'anzi, la musica giusta da inserire nei tuoi Sì. servizi, quindi devi avere comunque un po' di passione sul suono. Ti confesso una cosa, io piango molto quando ascolto la musica. Ah, Tantissimo. Anche quando sono solo in macchina. Soprattutto la sera, quando amo camminare e tornare e fare i giri più larghi prima di tornare a casa, perché amo camminare proprio in macchina. ti concentri. Mi concentro, sì. La prossima domanda è una domanda che probabilmente ti farà un po' riflettere. Ok. Sentiamo, vediamo come sarà la tua risposta. La libertà di un uomo e dei suoi pensieri è fondamentale per la sua esistenza? Oppure ogni tanto il proprio pensiero fa bene ad essere silenzioso? Non sono uno che sta in silenzio. Ecco, per questa è una domanda che ti fa riflettere. Non ce la faccio. Non ce la fai. Sono troppo un uomo di pancia. Quindi alla prima sensazione la devi tirare sempre fuori. Oggi sono diverso. Non rifletti, non conti fino a 10? Prima no. Oggi arrivo a 5. Beh, la A 10 maturità non c'è- serve anche a per questo. 10 non ci arrivo. Prima ero un fiume in piena ed era anche secondo me un grande difetto, ti devo dire.
oggi riesco con l'esperienza, soprattutto nel mio lavoro, Sì. quando sono invece in cose più intime sono più istintivo, è difficile che mi vedi riflettere. Però attenzione, la libertà di un uomo quando eri più giovane probabilmente era intesa a 360 gradi, adesso è un po' più ridimensionata perché è più Assolutamente. riflessiva. Assolutamente, ma io credo molto nella libertà di un uomo. Tu sai benissimo, perché ci conosciamo da tanto tempo, ho voluto portare avanti un progetto editoriale proprio perché non devo essere schiavo di nessuno. Libero. Nella difficoltà, perché Certo. oggi nella difficoltà generale dell'editoria non è facile andare avanti da solo, però è troppo importante non essere, tra virgolette, ingabbiato e lo zerbino di nessuno, perché oggi dire grazie bisogna vedere come lo dici, a chi lo dici e in che contesto lo dici, perché il grazie deve essere un grazie che viene dal cuore, un grazie che viene da una persona che ti sta vicino, che ti ha aiutato, ma se il grazie diventa interessato, già hai finito la tua libertà. Ecco spiegato perché non sei più silenzioso adesso con la tua maturità, perché riesci ad essere più determinato rispetto a prima. Sì, sono però poco tollerante adesso con l'età, sono poco tollerante, adesso non mi frega di avere per forza tanti amici, mi interessa ne averne pochi. Ma veri? Quelli veri sono qui, guarda, nella mia mano. Addirittura. Sono i miei testimoni di nozze, sono quelli che mi hanno accompagnato nella mia crescita. Io vengo dai salesiani, ho una formazione salesiana, quindi i miei compagni di scuola, Dei i miei compagni di principi ben classe chiari. sono sempre lì. Delle persone che mi posso fidare sono i miei colleghi, che ho la grande fortuna di avere accanto, uno su tutti da oltre 10 anni, e con lui veramente potrei consegnare le chiavi di casa mia. O dei miei pensieri o delle mie cose che tu conosci, ed è Stefano Auteri che lavora con me a Catanista, ma tutti i ragazzi di Catanista, però chi mi conquista ha un posto privilegiato. E questa è una cosa molto bella, complimenti. Altra domanda, il tuo primo completino di calcio, quanta fantasia è esplosa nella tua mente in quel momento? Allora, il mio primo completino di calcio. Perché se non sbaglio tu giochi in porta. Sì, io ho sempre giocato in porta, sì. Il mio primo completino è stato... Chi te lo regalò intanto? Me lo regalò mio padre. Me lo regalò mio padre, ma è stata in una occasione molto particolare, ed è stato durante Catania-Udinese 0-2. La sai la famosa punizione di Zico? Sì. Perfetto. Allo stadio Cibali, Perfetto. quando tutto lo stadio si alzò all'impiedi. Sì, mio padre era amministratore della città di Catania, lo è stato. Sì. E venne invitato a premiare Zico prima della partita. E allora gli regalarono, in quel caso, il famoso poster dove c'era S7, addirittura Sì, era lo sponsor appunto del Catania di quell'anno. E gli regalarono questa maglia che era per me straordinaria, io la indossai, non era neanche un completino, era proprio la maglia. Soltanto la piccolina, maglietta. sì, per il bambino. Sì. Sì, è quella... Lo conservi ancora questo L'ho ricordo? persa, No. l'ho persa, sì, purtroppo l'ho persa. Ti vedo un po' distratto in queste cose, o sbaglio? Purtroppo l'ho persa. Sì, perché i miei genitori non avevano la cattiva abitudine di non conservare i ricordi, e questo mi manca. Ho capito, Questo però mi manca. ricordi Sì, l'avvenimento assolutamente. che fu indimenticabile per Catania. Indimenticabile. E passiamo adesso ai nostri due oggetti di scena. Abbiamo detto il telefono ed il mappamondo. Iniziamo con il telefono. Il telefono, che non è, come puoi ben notare, un telefono moderno, però simboleggia la potenziale telefonata che potrebbe arrivare. È mai arrivata la telefonata che avresti voluto che arrivasse? Questa è una bella domanda. No, forse ancora no. Ma sai perché? Perché mi piace che ci sia sempre qualcosa davanti. Quindi ne voglio ricevere telefonate. Sì, va Col bene, nostro nel lavoro. caso di un evento che ti potrebbe cambiare la vita. Nel caso, no, anzi lo attendo, lo voglio, perché io sono un tipo che si annoia, quindi voglio sempre novità. Quindi voglio che il telefono squilli, anche se è qualcosa di negativo, perché eventualmente la negatività si aggredisce per portarla alla positività. Condivido, anche se probabilmente ti sarà arrivata una telefonata negativa. Sì. Sì. Ce la vuoi raccontare? Ai, ho colpito nel centro. No, sai Ettore, le telefonate negative è papà. Ah beh, certo.
E adesso, per chiudere questo spazio insieme al nostro ospite in questa puntata odierna di Football B-Side, parliamo di musica. Hai detto che tu spesso e volentieri vai a cercare dei suoni che debbono un po' caratterizzare anche i tuoi servizi televisivi, ma ci sarà sicuramente la canzone del cuore. Sì, io Qual è? ho una canzone. Sono curioso. Ed è una canzone di Lucio Battisti. Sì. Che non tutti conoscono, perché rispetto ai grandi successi, ed è Io vivrò. Beh, effettivamente la cantò anche Mina. E soprattutto anche quella Versione versione bellissima. di Mina è straordinaria. Mina, che poi accompagna anche quelli che sono i miei ricordi ti dicevo, della persona più importante, che è mia nonna, che adorava Mina. Comunque è una canzone che mi porto dentro. Quando hai ascoltato per la prima volta Io vivrò di Lucio Battista? Piccolo. Quindi è da piccolo La che metteva porti mia con te nonna. questo ricordo. Sì, perché poi io ho perché io fondamentalmente sono un solitario. Sono un solitario compagnone. Io sono molto in contraddizione al lavoro anche che uno con fa. anche con me stesso. Io amo stare solo, però odio la solitudine in certi frangenti. Perché poi se sto troppo solo mi mancano gli affetti, allora li vado a cercare. La musica ti aiuta in questo? La musica mi aiuta, ma la canzone suddetta è più un urlo nel non mettere mai da parte la motivazione di sovvertire qualsiasi tipo di difficoltà. Io per esempio, oltre alla canzone, ho un film che vedo in loop. Se io non lo vedo 2 o 3 volte al mese, Stai male. sto male. Qual è? Ed è Rocky. Ah, Per me la 14ª ripresa, quando lui cade al tappeto, si rialza e col gesto del pugno fa da Apollo Creed, vieni qui perché ancora sono in piedi, è lo specchio della vita. come potete ben vedere, la nostra trasmissione ha questa caratteristica, cioè quella di far conoscere l'altro lato dei nostri ospiti, che spesso e volentieri li vediamo impacchettati e sistemati in una maniera probabilmente, non dico finta, ma diversa rispetto a quando si vengono a raccontare qui all'interno della nostra trasmissione. Allora noi ringraziamo Attilio, Grazie, Ettore, grazie grazie. perché sei stato molto attento nel regalare emozioni, ma le abbiamo viste vere e queste cose ci fanno piacere. Grazie a te intanto per avermi invitato, complimenti, perché è un qualcosa di diverso e il diverso aiuta sempre alla crescita dell'idea. Giusto. E allora a questo punto guardiamoci questa bella clip con la canzone preferita dal nostro ospite Attilio Scuderi, la canzone Io vivrò di Lucio Battisti. Che non si muore per amore, è una gran bella verità, perciò dolcissimo mio amore, ecco quello che da domani mi accadrà. Senza te, anche se ancora non so come io vivrò senza te, senza te, solo continuerò e dormirò, mi sveglierò, camminerò, lavorerò, qualche cosa farò, sì, qualche cosa farò, qualche cosa di sicuro io farò, piangerò. Io piangerò.
se ritorni nella mente. Basta pensare che non ci sei, che non è stato inutilmente, perché so, sì lo so, che non tornerai senza te, senza te, solo continuerò, io dormirò, mi sveglierò, camminerò, lavorerò, qualche cosa farò, sì, qualche cosa farò, qualche cosa di sicuro io farò, piangerò, sì, io piangerò, sì, io Rompiamo gli indugi e lo presentiamo subito. Alfio Torrisi. Ciao Alfio, ben trovato. Ciao, E grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie di avermi invitato. Perché attenzione, questa non è una trasmissione dove si parla di sport o di calcio in modo particolare, si parla soprattutto di emozioni. Cerchiamo di scoprire un po' quelle che sono le personalità dei nostri personaggi sportivi in una maniera totalmente diversa, quindi non parlando di sport, ma cercando di parlare di sensazioni, di sogni e di tante altre cose, perché la vita è anche questo. Certo, ci mancherebbe. Allora, subito in scena con la presenza di due oggetti fondamentali, il mappamondo ed un telefono anni 50 volutamente. Molto bello. Allora, attenzione perché saranno spunto per alcune domande che ti formulerò più tardi. Per adesso te ne faccio un paio di vario genere. La prima è particolare e dice: hai mai ammesso un errore davanti a tutti scusandoti? Certo, anche più di una volta. Ti è capitato in situazioni che non te l'aspettavi neanche tu stesso? No, nella vita io penso che il riconoscimento degli errori sia fondamentale per il percorso di crescita professionale, umana, familiare, quindi io nella vita ho fatto tanti errori e su questo ho costruito poi comunque il mio presente, cerco di costruire il mio futuro. Certo, tra l'altro capita spesso che invece qualcuno non si scusa e allora lì c'è un'amarezza anche nei confronti delle persone che non lo fanno. Ma sai, ognuno è libero di... Il non chiedere scusa poi può essere anche sintomo di presunzione perché non si vuole accettare l'errore. Secondo me io sono cresciuto con dei principi di educazione importanti dati dalla mia famiglia. Beh, però mi viene spontaneo pensare che magari nei confronti per esempio di tua moglie in quel caso ti scusi e lei come reagisce in questo caso? No, con mia moglie ho avuto la fortuna di fare un matrimonio veramente importante. Ho una grande moglie, il pilastro della mia famiglia. Oltre che anche a livello calcistico è la mia tifosa e con mia moglie sicuramente come in tutte le famiglie ci sono sempre disguidi, però il nostro rapporto è così importante, è così forte il nostro amore che alla prima occasione dopo 5 supera minuti tutto. non possiamo stare mai in litigio. Dopo E in 5 questo minuti, caso giustamente ti scusi o si sì, scusa lei? Ma a prescindere non abbiamo neanche il tempo di scusarci perché il nostro, fra virgolette, litigio dura troppo poco perché ci vogliamo veramente troppo bene. E questa è la cosa più bella. Certo. E questa è la cosa più bella. Il compleanno da bambino che ricordi di più? Perché quando si è piccoli ogni anno è una data che aspettavamo sempre con tanta attesa. Qual è il compleanno che più ricordi con particolare emozione? Il Alfio? mio primo compleanno.
lo ricordo soprattutto dalle foto, perché a livello, Certo. perché è l'unico compleanno dove, diciamo, il primo dei due, l'unico dei due dove c'era la presenza di mio padre. E per me quello è il compleanno mio più importante, perché appunto nelle foto rivedo mio padre abbracciato con me, accanto a me, per me quello è stato il compleanno. Fotografia rigorosamente in bianco e nero? No, anche Oppure a c'era colore, ancora qualche fotografia a colore? Sono dell'82. Vabbè, allora quindi un colore che sono- adesso magari col passare degli anni un po' sbiadisce. Però è questo proprio per la presenza di mio padre. Ho capito. Ma poi ce n'è stato qualcun altro festeggiandolo magari con qualche compagnetto? Perché No, c'era no, perché- abitudine fino a un paio di anni fa di festeggiarlo anche e soprattutto in compagnia dei tanti compagnetti di classe, per intendere. Questo per me è il più importante, è Sì. il più significativo. Gli altri poi magari li faccio sempre fuori, perché di solito sono sempre in viaggio del mio compleanno, quindi ci sono ricordi di viaggi all'estero e di quant'altro. Insomma, ricordi in modo particolare quel momento, quella fotografia, quell'istante Sì, che perché è l'unica ti foto accompagna dove da sempre. Sono quelle foto dove in più foto c'è la mia famiglia unita, che è Certo. durata purtroppo poco perché l'anno successivo mio padre è venuto a mancare, quindi no. Ok, quindi lo ricordi ancora con particolare Certo. interesse. Un uomo, si dice, non dovrebbe piangere mai. La stessa cosa vale anche per te? Ma guarda, probabilmente alcune volte ormai siamo in un'epoca dove il giudizio degli altri teniamo troppo conto a questo. Un uomo secondo me non è forte perché non piange, perché ci sono modi e modi di poter esprimere i sentimenti interni e esterni che È una giusto, persona Alfio, teme. è giusto. Io nella mia vita ho pianto, non mi vergogno a dirlo, da quei pianti però sono stato fortunato, più che bravo, a far uscire poi dei grandi sorrisi per il futuro. E ti è capitato mai di piangere vedendo piangere qualcuno? Sì, certo, mi è capitato più volte in situazioni anche particolari, però in quel caso magari ho cercato di essere forte per cercare di dare coraggio, ma magari in quel momento forse avevo bisogno più coraggio che a posto di darlo. Però le situazioni sono succede, la queste, vita è anche sicuramente. questa. Come ti vedi tra 30 anni, Alfio? Ma guarda, come vedo fra 30 anni, mi auguro di... Intanto più- in salute, più che altro, la cosa più importante. più che vedermi, il mio augurio è che fra 30 anni posso essere a capo ancora della mia famiglia, di avere cresciuto dei figli con dei principi e dell'educazione come quelle che mi è stata data a me, e magari, perché no, potermi godere anche i nipotini, no? Chiaro, Perché chiaro. poi alla fine per me l'unica cosa che conta nella vita, a prescindere sicuramente dalla salute, è avere la possibilità di potersi godere una famiglia, una persona, con i principi che ormai purtroppo via via si stanno perdendo, però secondo me la cosa più importante, l'unica cosa che conta al mondo è l'unione e la famiglia. È chiaro che questa domanda, come ti vedi tra 30 anni, te la sto facendo adesso, che ne hai, non 39. dico 39, insomma sei 39, ancora giovane. sì, sì. Ma te la sei posta quando ne avevi 10, 15? Sì, me la sono sempre posta. E perché molte cose sono poi diventate realtà? ad oggi sì, perché guarda, io ho costruito la mia vita attorno ad un'essenza importante che è quella del padre, e ho cercato di costruirmi la mia di famiglia, Sì. e quindi già da quando ero piccolo, da quando avevo quell'età, il mio sogno era sicuramente di realizzare una famiglia. Avevi le idee ben chiare? Sì, di realizzare la famiglia che magari a me è sempre mancata sotto il profilo, non che mia madre mi abbia fatto mancare qualcosa, Sì. anzi sono fortunato ad avere una madre per come quella che ho avuto, per come mi ha cresciuto e per quello che ha fatto per me. Però sai, quando manca una figura importante come il padre, non è una figura che si può sicuramente rimpiazzare facilmente. Allora, parliamo invece adesso di questo telefono, perché il telefono serve per aspettare e ricevere una telefonata che potrebbe anche cambiarti la vita. Ti è mai arrivata la telefonata che ti ha cambiato la vita? Certo, mi è arrivata. Ecco. Raccontici il fatto allora. 14 febbraio 2017, giorno di San Valentino, ero fuori con mia moglie, ha chiamato il laboratorio delle analisi, quando mia moglie ha fatto le analisi per la maternità, e all'epoca abbiamo avuto la bella notizia che mia moglie era in gravidanza, e in base ai valori abbiamo capito che erano anche due gemelli. Quindi quella è una telefonata che non potrò mai dimenticare. Certo, ti ha cambiato la vita. La più bella della mia vita, e forse la telefonata che aspettavo nella mia vita, quella più importante, che Bella, grazie bella. a Dio poi è arrivata. È emozionante, Certo. decisamente emozionante. Purtroppo poi la telefonata negativa c'è sempre in Purtroppo ognuno sì. di noi. In questo caso la telefonata che avresti voluto non ricevere mai?
Quella del 14 ottobre del 2000. Ah, c'hai le date proprio precise? Sì, certo. 14 ottobre del 2019, quando mi ha chiamato mia mamma dall'ospedale che è venuto a mancare mio nonno. Una figura per me importante oltre la media. Persona che mi ha dato una guida, una persona che mi è stato sempre vicino anche quando non ero bello e non ero buono, una persona che mi ha sempre difeso con tutto e con tutti, una persona che mi ha dato tutto quello che poteva darmi, sia a livello umano, sia a livello di tutto, e ho cercato in tutti i modi di colmare l'assenza proprio di mio padre. Quindi insegnamenti che poi ti sono serviti per crescere. Fortune più che insegnamenti, perché avere una persona accanto come mio nonno nella vita Senza interesse, tra l'altro. era veramente un'enciclopedia, ed è stata una persona che veramente mi ha dato tanto, e se oggi sono, non dico, dai, dire perfetti non si può dire, però se oggi Diciamo, sono sulla se non sei- sulla strada del miglioramento è solo ed esclusivamente grazie ai suoi insegnamenti e alle sue continue prediche che mi faceva da piccolo. Quindi quella telefonata indubbiamente ti ha cambiato la vita, Sì, perché sì, poi però da telefonate lì che- forse è partito un nuovo modo di vivere la tua vita. Sì, quello è un modo, mio nonno ho avuto la fortuna di godermelo per 93 anni, 94 anni, stava bene, però diciamo che per me era una persona che la vivevo quotidianamente, Sì. una persona che era accanto a me e che io amavo. Non volevo bene, amavo. Purtroppo la vita poi prima o poi ci porta a tutti a queste C'è questo separazioni. distacco. L'avevo lasciato fino a qualche oretta prima, però nella vita è questa. Posso solo ringraziarlo sempre. Se ti ricordi l'anno scorso, quando abbiamo fatto l'intervista a Catania, quando Sì. ho dedicato tutto il campionato, Sì, dedicato a sì, lui. mi ricordo. E quindi per me è una persona che lo porto dentro, però ti posso svelare che da quando lui non c'è più a livello fisico, io ho una marcia in più. Ti senti più forte proprio. Sì, ho qualcosa accanto che sembra che mi indirizzi ogni volta la scelta giusta, la strada giusta, ho un angelo custode in più. E quindi magari questo possa essere di positivo. Chiaro. Traiamo questo di positivo. Quanto ci piace quando i nostri ospiti si raccontano così, in una maniera aperta, libera, sprigionando le loro emozioni. Questo è il nostro programma. Non parliamo di calcio volutamente, ma ci serve anche per conoscere queste persone che hanno a che fare solo con un pallone. Noi tra l'altro alle mie spalle, come vedi, ne abbiamo uno decisamente diverso dal solito, proprio perché è un pallone datato degli anni 50, quando il pallone, come tu ben sai, pesava veramente 100 kg. Non c'ero, però per sentito dire, immagino. E soprattutto bisognava sperare che non piovesse, perché sennò aumentava di peso. Quindi ci piace quando i nostri ospiti lo fanno in maniera così spontanea. Ma tu me l'avevi detto, il racconto. tema del programma. Io mi reputo di essere una persona vera, quindi se vengo a queste condizioni del tuo programma è giusto essere leale. Ci piace questa cosa, Alfio. Nell'intellettuale. Parliamo di musica anche perché la musica ci accompagna sempre, no? Una canzone è per sempre, o d'amore, o di avventura, o di sogni. In questo caso, caro Alfio, qual è la tua canzone preferita? Vita è il titolo di Gigi D'Alessio. Gigi D'Alessio, amato e odiato un po' da tutti. Perché proprio questa canzone? Ma perché diciamo che secondo me racchiude tutte le più importanti sensazioni e necessità che ho nella mia vita. Racchiude l'assenza di un padre, perché lui in alcuni tratti della canzone domandava una carezza in più da una persona importante che era il padre, che non ha potuto mai avere, e domandava invece nella seconda parte della canzone, dichiarava apertamente protezione, amore. Quindi per ti il rivedi figlio, molto per il figlio su che lui questa- aveva. Sì, su- per me si racchiude molto su questo testo. della mia vita, sì. Ho capito, ti capita di sentirla spesso oppure di sfuggita ogni qualvolta la becchi, l'ascolti sempre con una sensazione diversa? No, ma alcune volte ho il bisogno di sentirlo e quindi me l'ascolto. Poi se capita sicuramente non metto il CD in macchina, quantomeno, però sono alcune situazioni dove ho necessità veramente, alcune situazioni che ho veramente bisogno di sentirlo. E comunque poi è molto bella, a me piace, e quindi magari guardando adesso, nel frattempo che ascolto questa canzone, guardando i miei figli, veramente mi dà una carica enorme. È proprio vero, le canzoni accompagnano la nostra vita e la scandiscono minuto dopo minuto. Sì, ma soprattutto queste canzoni, quando sono scritte, sono delle canzoni che secondo me alla fine dietro una canzone c'è un motivo, c'è una situazione, e quindi penso che ognuno nella nostra vita, a prescindere, abbiamo qualcosa dentro di noi emotivamente che abbiamo bisogno anche di confrontarla, anche con una canzone certe volte.
Sono contento che oggi Alfio si sia aperto e ci abbia un po' raccontato le sue sensazioni. Io ti ringrazio, è stato un piacere averti ospite qui a Football Beside. Io sono onorato di essere sempre tuo ospite, qualsiasi trasmissione fai, mi sento a casa. Complimenti sempre per la tua passione e professionalità che metti e soprattutto per la tua eleganza. Grazie. Ti ringrazio Alfio. E allora guardiamocela questa bella clip, la canzone Vita di Gigi D'Alessio, la canzone preferita da Alfio Torrisi. Vorrei che fosse una canzone a dare un'emozione, con insolite parole prova a scrivere di te. Su d'un foglio bianco latte c'è una stella che riflette, gli occhi tuoi che dalla culla fanno luce nella notte. Poco più di mezzo metro, vali tutto già per me, ma non sai che per qualcuno io valevo come te. Tanto amore, vita ti comincia la tua vita, perché Dio mi ha regalato un amore sconfinato, dal pensiero d'un peccato cominciato e mai finito, e che porto dentro me. Ci sarò io pronto a difenderti dal male, farò a pugni con la febbre per non farla mai salire, lotterò contro i dolori per non farti mai soffrire, sarò sempre accanto a te. Sei vita per me, tu sei qualcosa di speciale, sei luce del mio cuore. Vedrai le nuvole arrivare, può dissolversi nel sole, basterà solo una rondine per fare primavera. Sarò io l'amico vero per giocare insieme a te, troverai qualcuno al mondo che ti parlerà di me. Con amore ti dirà che sono stato un grande, ci sarà poi qualcun altro a dirti non contavo niente, ma alla fine quel che conta è che per te sarò importante, chi può amarti più di me? Nessuno, tu che sei la vera mia ricchezza, sei l'incontro di due cuori, una capanna di dolcezza, sei il futuro nel mio tempo che raccoglie tutti i giorni ogni battito di te. Sei vita per me. Prima che tu fossi figlio mio, di mio padre e di mia madre, sono stato figlio anch'io, ma non è bastato il tempo e tutto quello che mi manca, forse una carezza in più, che avrei voluto anch'io, ma io non ero Dio. Vita ti comincia la tua vita, non andarci a piedi nudi attraversa la tua strada, si è in discesa che in salita per cercare ogni giorno una risposta ai tuoi perché. Sarai felice come me, proprio come me, ho un figlio tu gli parlerai di te. Sarai felice come me, proprio come me, ho un figlio tu gli parlerai di te. Lillo Bonfatto. Ciao Lillo, ben trovato. Ciao Ettore. Tua moglie è stata simpaticissima perché ci ha dato delle dritte riguardo la tua personalità e un po' in positivo ci ha sorpreso e siamo contenti. Mi fa piacere questo. Mi ha detto pure anche che siete sposati da tanto tempo. Sì, abbiamo fatto 14 anni di fidanzamento e poi 7 anni di matrimonio. Praticamente una vita. Una vita insieme, sì. Allora, abbiamo 2 splendidi bambini pure. Immagino, i nomi dei bambini? Uno Simone che ha quasi 6 anni e l'altro Alessio che ha 3 anni. 2 maschietti quindi? 2 maschietti, sì. Benissimo, che continuano magari la... Devono fare quello che a loro piace. Vabbè, se il padre è stato un calciatore e anche un allenatore, chissà mai che cosa faranno da grande. Ma
Vediamo, vediamo. Bene, allora subito in scena con i due oggetti fondamentali per il nostro format. Abbiamo un telefono datato, ma ci piace così perché simboleggia la telefonata, e poi soprattutto un Atlante che ci permette, un Atlante, più che Atlante direi mappamondo, che simboleggia il viaggio, la spensieratezza, l'allegria, la vacanza. E su queste due cose, su questi due oggetti io poi ti formulerò delle domande, ok? Ok. I figli sono l'unico obiettivo da raggiungere costruendo una famiglia? Allora, innanzitutto io penso che i figli sono fondamentali per creare proprio quella circostanza di famiglia che ti fa stare pure bene, anche perché noi con mia moglie abbiamo avuto la fortuna di averne due, non sappiamo se arriverà qualche altro, però chissà. Però abbiamo dei figli abbastanza impegnativi, dei figli che ci rendono orgogliosi anche se sono ancora piccolini. Quindi questi due figli rappresentano veramente per te, per la tua famiglia, le colonne. Sì, è proprio così, rappresentano le colonne, sì. Rappresentano, ripeto, ci fanno stare bene e questa è l'unica cosa che a noi interessa. Quando ci sono quei momenti meno buoni, quando sei un po' triste, perché può succedere in una Basta famiglia, guardarli, basta guardarli, il loro sorriso, ti cambia tutto. Cambia tutto, sì. Cambia tutto. Lillo, una domanda un po' più particolare. Che sapore ha per te l'alba? L'alba per me è un'emozione, perché ho avuto spesso, siccome uno che si piace vedere, sono molto romantico, sentimentale, bene, sì. Ok. E quindi sinceramente è una importanza importante. Ma non soltanto perché è legata all'inizio della giornata lavorativa? No, vabbè, a parte che io mi sono sempre uno che si alza abbastanza presto. Quindi non hai problemi? Quindi non ho problemi. Però vederla ti emoziona, sì. Ti emoziona. Ti sei mai trovato ad interrompere un rapporto di amicizia anche quando tu non volevi? E in questo caso sei stato costretto a cambiare atteggiamento? Guarda, ti dirò, io difficilmente litigo oppure difficilmente interrompo i rapporti. Sì. Sinceramente per il mio carattere non sono fatto così, anzi se c'è qualche problema sono pronto a risolverlo risolverli. principalmente. Però mi è capitato pure di avere qualche amico che credevo fosse amico, ma poi purtroppo non si è rivelato. Ma quell'amicizia poi si è interrotta perché tu hai deciso di interromperla, oppure i fatti e lui stesso magari ha deciso di interromperla? No, i fatti e lui stesso ha deciso di interromperla. Eppure io ancora oggi su questa persona che non faccio non il nome, ti sai dare una risposta? Non mi so dare una risposta. Beh, perché forse evidentemente credi molto al valore dell'amicizia sì, e sì. quindi quando ti succedeva una cosa di questa Sì, a suo tempo, ma può succedere ancora, certamente ti trovi spiazzato, no? Sì. Immagino. Cultura ed ignoranza vanno spesso a pari passo. Tendi più ad ascoltare il tipo oppure la tipa più acculturata, oppure cerchi di sviluppare un contatto con qualcuno un po' più, non dico ignorante, che Sì, non mi piace ok, come parola, ma capito, un po' inferiore? Allora, per come sono abituato, perché cerco sempre di confrontarmi con persone anche un po' superiori a me. Certo. Per tirare il Però la tua meglio, crescita. per la mia crescita personale e anche per tra virgolette, per la professione che faccio, mi aiuta il confronto con queste persone che ne sanno più di me e quindi mi aiutano ad ottenere qualcosa che molto probabilmente io in quel momento non ho. E se ti dovesse capitare invece una persona che è leggermente inferiore a quella che è un po' la tua linea, che succede? Ma no, niente di che, assolutamente. Anzi, ti mette a disposizione, assolutamente. Non c'è Mi sa che abbiamo trovato l'ospite perfetto oggi qui a Football Beside. Perfetto no, però. Perfetto no, però diciamo nel senso che spesso e volentieri in molti c'è una certa titubanza, invece vedo che tu rispondi con una certa... Diciamo che abbiamo le idee abbastanza chiare. Bene.
Adesso voglio parlare di questi due oggetti ed inizio prima con il telefono, perché il telefono rappresenta la fonte spesso e volentieri di notizie positive o negative, Sì, giusto? purtroppo sì. Qual è stata la Quelle telefonata più brutta che tu insomma hai ricevuto e che insomma ti ha un po' segnato? Allora, non è stata proprio una telefonata, però è stata una circostanza quando mi hanno, tra virgolette, chiamato per la perdita di mia nonna, cui io sono molto, molto legato, perché come tu ben sai i miei genitori abitavano qua a Catania e io abitavo con lei giù in Sicilia, giù ad Agrigento, scusami, a Canicattì. Quindi insomma ha fatto parte attivamente della tua adolescenza? Sinceramente sì, perché io sono cresciuto con lei e non averla più, ti dico ancora ad oggi, sento proprio... Ma quella telefonata quando è arrivata te l'aspettavi oppure è stata proprio all'improvviso? No, me l'aspettavo, Me l'aspettavi. però non me l'aspettavo in quel Vorresti momento. mai Ecco. non averla ricevuta? Ecco, sì. Indubbiamente. Beh, allora in questo caso l'altra domanda è la telefonata che invece vorresti che arrivasse prestissimo. Allora, io ti dico che cosa penso. A me qualche telefonata bella, positiva è arrivata più di una, è Sì. arrivata quella quando io non c'ero e mia moglie era in gravidanza e non ci aspettavamo la nascita di quel giorno del nostro primo figlio, quindi io ero fuori, lei mi ha chiamato e è stata una chiamata bellissima. Guarda che stiamo ritornando indietro all'inizio della puntata, perché sia tua moglie ma soprattutto anche tu poc'anzi quando parlavi della tua personalità sottolineavi questo valore dei figli e quindi i figli continuano ad essere presenti nella tua quasi quotidianità. Sì, sono presenti nella nostra quotidianità. Bene, quindi quella telefonata Sì, è quella stata una telefonata di sì. gioia, allegria, Poi c'è spensieratezza. un'altra, sinceramente. Quale? Ero adolescente, un 12 anni, 13 Sì. anni, quando è nato il mio fratello nel 1989. Ero così entusiasta perché quando mi ha chiamato mio papà ero quello che dovevo mettere il nome, potevo sceglierlo io e io in quel momento Tuo papà te l'aveva già detto, sceglierai tu il nome del io già mi fratello. ero preparato. Avevi già lavorato Sì, su perché questo? nel 1989 io sono un milanista, Sì. c'era Marco Van Basten Hai e messo io Marco? ho messo Marco. Ma adesso Marco, tuo fratello, lo sa di questo giochetto certo, che hai fatto? certo che lo sa, E certo che ha che lo sa. detto? No, è contento. non ha detto niente. Contento. No, Non è milanista, però è contento. Benissimo. E parliamo adesso di musica. Parliamo di musica, quanto la musica incide nella tua giornata, nel tuo lavoro, nel tuo modo di stare in famiglia? Allora, la musica per noi famiglia è importante, anche soprattutto per me perché è diciamo che mi fa quei momenti bui, quei momenti che Ti sei tira su. un po' nervoso, ti tira un po' su, ti aiuta a... Anche se poi la canzone che magari insomma ti lega a qualche momento ti emoziona troppo e quindi rischi di essere un po' spiazzato, no? Questo sì, però... Cioè una canzone riesce a far piangere quando vuole. Però anche le canzoni che, vabbè, poi se ti fa piangere sono delle... Ha un doppio senso. Infatti sono anche delle emozioni importanti. E qual è la tua canzone preferita? Allora, una canzone che a me fa emozionare e mi fa venire in mente tantissimi ricordi, anche familiari, e tu di Claudio Baglioni. Adesso però ti faccio una domanda Sì. e dico, E tu di Claudio Baglioni, Sì. è una canzone, arrivò al primo posto in Italia, vendette tantissimo, ma era il 1974, tu non sei nato negli anni 70, come fai ad innamorarti di questa canzone? Ti dirò, Vai. allora ti sorprendo, perché le canzoni vecchie a me sinceramente piacciono di più, i cantautori degli anni Sì, 70. sì. Io sono cresciuto con Battisti, per tipo. Ah, beh, allora quindi la scelta quasi obbligata sì. con Baglioni, che è un top Sì, dei sì, top a tutti gli effetti. Bene, allora io a questo punto, prima di andare a vedere la clip proprio con la canzone di Claudio Baglioni e tu, ti ringrazio, sei stato simpatico, originale, spontaneo, un po' ti sei raccontato, no? Perché questa trasmissione dove non si parla di calcio, anche se poi i protagonisti hanno a che fare con il calcio, serve anche per vedere l'altro lato dei personaggi legati al mondo del football. Grazie a te. Sei È stato un stato piacere. veramente
strong, come dico io. Grazie. Grazie per la tua disponibilità, Lillo. E allora, come ho detto poc'anzi, guardiamocela questa bella canzone con Claudio Baglioni che canta le note dell'amore, ovvero E tu. Coccolati ad ascoltare il mare, quanto tempo siamo stati senza fiatare, seguire il tuo profilo con un dito, mentre il vento accarezzava piano il tuo vestito. E tu, fatta di sguardi tu, e di sorrisi ingenui tu, ed io, a piedi io, sfioravo i tuoi capelli e fermarci a giocare, e poi chiudere gli occhi, senti freddo anche tu, e nascosti nell'ombra della sera poche stelle ed un brivido improvviso sulla tua pelle. Poi correre felici a perdifiato, fare a gara per vedere chi resta indietro. E tu, pallida e dolce, tu eri già tutto quanto tu, ed io non ci credevo io, e ti tenevo stretta io, coi vestiti insufati, poi fermarci stupiti, ho bisogno di te, e dammi un po' da